Ragazzi, voi avete visto un film forse forte, forse che vi avrà un attimino scioccato, ma sono cose che accadono e sono cose vere. Adesso Sherif testimonierà quello che ha vissuto lui. Ciao a tutti, innanzitutto ringrazio il presidente e lo staff che mi hanno invitato per venire a raccontare la mia storia oggi. Forse molti di voi non mi conosce, ma il mio libro già è uscito nel 2021 che parla proprio su questo film che avete visto. Il libro, il titolo si chiama Salvati tu che hai un sogno. Perché il ragazzo, se avete visto che ha fatto tutta questa strada, l'ha fatto per un sogno. E la mia era così. Io praticamente la storia non è, da dove siamo partiti non è uguale, perché io sono guineano, io vengo della Guinea francese e lui viene dal Senegal. E io sono scappato nella guerra perché io ho perso tutti e due i genitori da piccolo. E nella guerra il mio fratello è scappato per venire qua in Libia. Avete visto come i ragazzi lavorano in Libia. Il mio fratello ha fatto quasi 4 anni di lavoro per farsi soldi, per portarmi indietro. E io sono arrivato proprio come questo ragazzo. Ho fatto 2 mesi di prigione, l'avete visto come l'hanno torturato. Io ho ancora tutte le mie cicatrici qua, ce l'ho tutto. Ho fatto 2 mesi in prigione prima di uscire. Tutto quello che avete visto, ho passato tutto queste cose là. E alla fine sono partito con mio fratello nel barcone che era diverso di quello barca che avete visto. Io sono partito da un'altra che si chiama Gomone. Alla fine il mio fratello è sparito, mi ha salvato la vita, però non l'ho più visto perché il nostro barcone è sfondato, che eravamo 143, è rimasto 26 che sono rimasti vivi. Sono arrivato in Italia, stesso sogno, perché da piccolo come voi ho sempre sognato di giocare calcio. E i miei genitori nessuno si credeva perché sono nato povero, cresciuto povero, e dove sono nato nessuno è riuscito a diventare calciatore. Quindi dire lì che vuoi diventare calciatore era una cosa impossibile. E sono entrato in Italia. Avevo dei problemi del polmone perché in acqua avevo bevuto tante benzina, come avete visto, e tanti ragazzi hanno avuto problemi in barcone. E dopo anni e anni, nel 2018, io sono entrato a fine 2018, nel 2018-2019, seguendo proprio la strada che voi state seguendo, perché alcuni di voi vogliono diventare calciatori, alcuni medici. Sono tante cose che volete fare, ma il problema è che dovete pensare proprio a quella parola che aveva detto il Signore al ragazzo, di non perdere il coraggio. Io ho tenuto il coraggio di quello che mi diceva sempre il mio fratello. È stata la stessa cosa che dicevo l'amico al suo amico: stai sveglio, siamo quasi in Italia, tieniti pronto, tieniti sempre quello che hai sognato e non perdere il coraggio. Io grazie a questo coraggio sono entrato in Italia. Il mio sogno era diventare calciatore. Sono diventato calciatore, ho fatto esordio in Serie B e sono diventato a diventare professionista perché era quello il mio sogno. E dopo è successo che ho avuto altri problemi, sono dovuto fermare, che non ho dovuto più giocare calcio per quasi 3 anni. Però fino ad oggi ho lo stesso sogno, diventare calciatore, sempre tornare a giocare nel livello alto. Ma grazie al mio coraggio oggi il mio libro parla di me, anche se io non torno più a essere professionista, ma almeno sono riuscito a diventare professionista perché l'ho sempre sognato da piccolo. Io oggi in Italia, non dico dappertutto, ma ci sono tante città che veramente mi hanno conosciuto grazie al mio coraggio. Io vado nelle scuole, faccio delle interviste proprio per quello, per i ragazzi che mollano, che da piccolo sembrano i ragazzi fenomeni, sono bravi a giocare calcio, sono bravi a studiare, e a un certo punto o muore la madre o il padre o hanno qualche difficoltà nella famiglia, alla fine mollano, dicono non ce la faccio più. Questa parola non deve proprio esistere nella vostra testa. Non ce la faccio più, non esiste. Dovete sempre avere il coraggio.
avete visto il ragazzo, ce l'ha fatto, è così, non c'è l'impossibilità nella vita, chi vuole può, quindi questo è un bel consiglio per voi e anche per farvi capire che alcuni ragazzi, se lo vedete in Italia qua, non è che vengono con il piede così, passano proprio da qua, l'avete visto, alcune muoiono, io non mi ricordo quante persone ne ho visto cadaveri sugli miei occhi, non so come raccontare. E è difficile raccontare tutto, però magari oggi alcuni hanno capito tante cose su questo film, che non si può raccontare tutto, già il film parla abbastanza, quindi questo è un bel consiglio per voi ragazzi che avete proprio una vita davanti a voi, chi vuole diventare calciatore, chi vuole diventare medico, chi vuole diventare qualsiasi cosa, la parola giusta è di non mollare, continua sempre avanti. Se le cose non vanno bene con tuo padre, magari non mi compra le scarpe, perché sono tante piccole cose in Italia che i giovanili si perdono la testa, sono solo piccole cose, si lamentano solo cose inutili. Dovete capire che siete fortunati nascere in Italia, nascere in una famiglia che la mattina il padre vi sveglia, vi mette in macchina, vi portate a scuola, è una fortuna. Non sapete quante persone vivono nell'altro resto del mondo che la mattina non esiste che i genitori vengono a svegliarsi a 6 anni. Io a 6 anni, la mia madre andava nel mercato per vendere le cose, io ero a casa a 6 anni. Io non mi ricordo un giorno se noi abbiamo mangiato colazione, pranzo, cena, non c'è. Fino a 13 anni non mi ricordo se ho mangiato 3 volte al giorno. Alla vostra età, non mi ricordo. Quindi dovete capire che siete davvero tanti sfortunati, siete fortunati essere nato in un paese dove c'è tutto, essere nati in una famiglia che il padre vi compra tutto, avete tutto a posto, cioè non c'è una cosa che dovete lamentarvi. Io vi incoraggio e vi ringrazio ancora di venire a vedere questo film, magari vuole raccontare ancora a vostri amici. E chi vuole comprare il mio libro si chiama Salvati tu che è un sogno, basta che scrivi su Google Sirif Karamoko o Salvati tu che è un sogno, ti esce direttamente il libro, magari potete leggerlo, è molto importante perché sono le parole, sono le cose che vi aiuterà, magari se vi capita qualche problemi con i parenti o perché nella vita succede tutto. Vi ringrazio. Grazie mille, grazie davvero della tua testimonianza. Noi per ringraziare Sherif facciamo un piccolo omaggio, ci incontreremo di nuovo nei campi sicuramente, ma non credo che lasceremo, chi è che mi dà una mano? Non lasceremo perdere Sherif con queste testimonianze. Aprilo pure. Ecco, un orologio con il logo della federazione, il gagliardetto e 2 distintive che magari uno lo porti al tuo datore di lavoro che è così gentile che ti ha lasciato il permesso per venire qua con noi. Grazie mille. Ragazzi, grazie di nuovo, ringraziate le vostre società, raccontate ai vostri genitori quello che avete visto. Ha ragione Sherif, riteniamoci sempre fortunati e non perdiamo mai il coraggio, ci sono tante fontane da fare. Bocca al lupo ragazzi. Grazie.